Buon pomeriggio, buon lunedì, è il momento di anteprima corner per fare il punto su quello che è stato il fine settimana calcistico per le siciliane. Con me in studio come sempre c'è Alessandro Vagliesindi, buon pomeriggio Ale. Buon pomeriggio. E allora parleremo di Catania che ha anticipato la sua partita al venerdì, di Palermo che ha giocato sabato e poi vedremo le altre due siciliane invece di Serie C con il Trapani, Corsaro sul campo del Crotone ed il Siracusa, ahimè, di nuovo sconfitto, stavolta però da una diretta concorrente per la salvezza e la situazione è davvero complicata. La sintesi è comunque il riepilogo della 12ª giornata in questa grafica, Casertana e Catania 2-2, Picerno Cavese stesso punteggio e ancora Altamura e Cosenza 1-1, a Casarano è passato il Monopoli per 3-1, il Cerignola ha perso in casa 4-2 con l'Atalanta Under 23, Crotone sconfitto dal Trapani 2-1 come detto e poi Potenza Foggia 3-0, Giuliano Siracusa 2-1, Latina e Salernitana 0-0, Benevento e Sorrento hanno pareggiato 1-1. La classifica che si determina... 2 sole vittorie interne. 10 partite. Questo è un dato da rilevare, da segnalare. Comunque vediamo, la Salernitana 26, a -1 c'è il Catania 25, quindi aumenta il rammarico per la non vittoria sul campo della Casertana, Benevento 23, Monopoli 21, Cosenza 20 a 18, Casarano e Casertana, poi 17 Crotone e Atalanta Under 23, Potenza 16, Altamura 15 a 14, Trapani e Latina 13 punti per il Sorrento, 12 per la Cavese e anche il Giuliano, poi a 10 Cerignola, Picerno e Foggia, il Siracusa staccato e a 6 punti e la salvezza davvero comincia a diventare complicata. Parliamo di salvezza diretta ovviamente. Alessandro. Mentre il Trapani sarebbe quarto senza la penalizzazione. Il Trapani ha fatto 2 vittorie una dietro l'altra importanti, è stato eliminato un momento difficile in Coppa Italia, però adesso in campionato pare stia ritrovando di nuovo ritmo. Ne parleremo con Franco Cammarasana. Adesso ci concentriamo sul Catania. La domanda che ti faccio io subito è: cos'è mancato al Catania per portare a casa la vittoria che aveva comunque in pugno sul campo della Casertana? Io credo che le partite contro Salernitana e Benevento abbiano tolto qualcosa a livello di dispendio mentale ma anche fisico. La prova è anche che le altre squadre che hanno giocato al Massimino, cioè la Salernitana e il Benevento, dopo quelle partite hanno avuto un rendimento in calo. La Salernitana ha vinto ma non in maniera nitida con la Casertana, ieri ha pareggiato a Latina dopo aver perso al Massimino e il Benevento dopo la sconfitta al Massimino ha perso anche in Coppa Italia e ieri ha pareggiato contro il Sorrento al Vigorito, quindi è ovvio che i confronti diretti qualcosa ti tolgono. È indubbio che il Catania la partita ormai ce l'aveva in pugno, la vittoria a Caserta, è mancata un po' di malizia in più ed è mancata soprattutto la lucidità da parte di Mario Ierardi che si è fatto espellere, circostanza che a mio avviso ha creato le precondizioni per questo pareggio poi rocambolesco, dove ci sono altri errori individuali del Catania nella fase strettamente difensiva, però tutto nasce dall'espulsione di Ierardi. C'è molto rammarico, c'è anche disappunto da parte del club per quello che ha fatto Ierardi, tant'è che arriverà una multa parecchio salata per il difensore rosso-azzurro, però poi alla fine della giornata di campionato possiamo dire che è stata una giornata pro Catania, perché dei 3 impegni delle big quello del Catania era il più difficile. Trasferta a Caserta, sicuramente il coefficiente più alto della partita della Salernitana al Latina e anche ovviamente del Benevento in casa con il Sorrento, quindi anche questi possono essere dei piccoli segnali, Angelo, del tipo di stagione che si sta sviluppando, quindi bisogna fare tesoro, cercare in questi frangenti, se è necessario, di buttare il pallone in tribuna anziché farlo cercare magari in maniera veloce, celere. Assolutamente, però c'è anche da sottolineare la qualità che per alcuni brani della gara il Catania ha espresso. Nel primo tempo sono stati 20 minuti di calcio veramente di alto livello, forse il picco più alto nella qualità del gioco che abbiamo visto quest'anno nelle 12 partite, anche la capacità di
tornare in vantaggio dopo un secondo tempo difficile, dove la Casertana sembrava stesse prendendo il sopravvento, però con i cambi, con l'ingresso di Caturano, di Rolfini, il Catania ha trovato la giocata che sembrava aver messo in cassaforte il risultato. Quindi è un percorso di crescita dove sottolineiamo comunque tanti aspetti positivi, ma ci sono ovviamente anche degli aspetti negativi che vanno corretti per non rammaricarsi nuovamente in situazioni analoghe, perché questo sarà un campionato che si lotterà punto a punto fino all'ultima giornata, questa è la mia sensazione. Sentiamo Toscano che cosa ha detto nel dopo partita, ma è proprio un blicchettino di una trentina di secondi. Sono contento della prestazione che hanno fatto i ragazzi in un campo difficile, contro una squadra rognosa, tosta, che mette in campo agonismo, intensità. Peccato però non aver portato a casa i 3 punti, però resettiamo anche questa come le 2 vittorie che abbiamo fatto in casa e pensiamo già alla prossima, perché devi solo guardare avanti e preparare l'altra partita. Beh, insomma, un Toscano positivo comunque nonostante questo mezzo, diciamo, inciampo, perché avere 2 punti oggi in classifica ti avrebbe consentito di guardare tutti dall'alto verso il basso, con una partita in casa da giocare. E con Salernitana Crotone il posticipo del prossimo turno, che sicuramente è una partita difficile per la Salernitana, quindi se il Catania farà il suo dovere domenica, come ci auguriamo, è chiaro che poi lunedì la Salernitana avrà il suo bel da fare contro il Crotone, un Crotone tra l'altro in crisi, 3 sconfitte consecutive, ma il club ha confermato piena fiducia al tecnico Longo. Quindi anche in questo caso sono partite cruciali nell'economia di una stagione e il Crotone andrà lì con il coltello tra i denti, ne sono assolutamente sicuro. Restiamo sulla partita, sì, Alessandro, e vediamo anche il top del match nella nostra grafica. Sì, il top del match abbiamo dato a Francesco Di Tacchio, non solo per il gol che è stato bellissimo, ma per la presenza, il baluardo, l'uomo che tocca tutti i palloni caldi, ci mette il fisico, ci mette la tecnica, la personalità, ma è un giocatore che anche se del 90, quindi abbastanza avanti con gli anni, garantisce un rendimento costante e possiamo sottolineare, come lo dice la nostra statistica, che è il primo gol in maglia rosso-azzurra dopo 27 presenze tra campionato e playoff dall'anno scorso. Ovviamente a quest'anno ci sono state varie fasi di stop per infortunio, questa era la 27esima presenza in campionato per Di Tacchio. A proposito di centrocampisti, c'è preoccupazione per le condizioni di Salvatore Aloi, il giocatore ha riportato un infortunio al ginocchio nell'ultimo allenamento, quindi non è un problema di carattere muscolare, è un problema traumatico, un problema che desta preoccupazione. Ci sono degli esami strumentali previsti per la giornata di domani. Si teme un infortunio purtroppo lungo, ma speriamo che siano solo sensazioni e che invece gli esami scongiurino questo rischio. Se così dovesse essere, cioè se effettivamente l'infortunio di Aloi fosse un infortunio a lungo termine, il Catania pensa di dare maggiore spazio, comunque di coinvolgere di più il giovane centrocampista macedone classe 2004 Kelaifi, che è stato acquistato al Catania alcune settimane fa a chiusura della sessione estiva di mercato insieme a Queiroz e a Longo Mangino, e quindi questo centrocampista che già si allena con la prima squadra da un paio di mesi potrebbe essere coinvolto di più qualora, ma speriamo di no, il problema di Aloi fosse veramente serio. Per quanto riguarda Pieraccini invece c'è ottimismo, perché si tratterebbe di un affaticamento muscolare, quindi sarà eventualmente lui a rilevare Gherardi, che prenderà probabilmente 2 giornate di squalifica per l'espulsione. Ma io penso 2, Angelo. Però, salvo che abbia detto qualche parola in più e l'arbitro abbia voluto magari calcare la mano nel referto arbitrale, ma in linea di massima io penso che saranno 2 giornate. Alessandro, volevo dirti una cosa a proposito, visto che hai toccato il tema mercato parlando in riferimento ad Aloi.
è possibile che il Catania faccia qualche altro ora subito? Non no. ora, A gennaio certamente. Sì. A gennaio certamente il Catania interverrà sicuramente in difesa, sicuramente sugli esterni di centrocampo e sul reparto di centrocampo, quindi un altro mediano che possa completare il mosaico a disposizione di Toscano in questo ruolo. Per quanto riguarda la Torre del Grifo, al momento in cui andiamo in onda si attende la comunicazione ufficiale del Tribunale al Calcio Catania dell'aggiudicazione. E chiaramente tutto passa attraverso una relazione che la curatela fa al giudice delegato del fallimento, del dottore Ciraulo, con la constatazione che l'ultima offerta è stata quella formulata dal Catania il 23 di 5.510.000 euro, non c'è stata nessuna offerta migliorativa fino al 30 ottobre alle ore 12, quindi diventerà definitiva l'aggiudicazione al Calcio Catania del centro sportivo. Manca come passaggio formale questa comunicazione del Tribunale che attraverso la cancelleria comunicherà appunto l'aggiudicazione definitiva e da qui poi scatterà il termine di 120 giorni per il saldo prezzo, per il versamento del saldo prezzo alla curatela del fallimento affinché appunto poi si vada dal notaio per fare il rogito. Questo è lo stato dell'arte al momento in cui andiamo in onda. Benissimo, poi magari stasera cercheremo di capire se nel frattempo il Catania potrà o no incominciare ad operare. L'idea è quella di chiedere magari una deroga per poter subito iniziare i lavori di rimessione in pristino dei campi in erba e degli spogliatoi affinché si possa guadagnare tempo su quella che è l'idea, cioè di far arrivare prima possibile la prima squadra ad allenarsi a Torre del Grifo. Bene, grazie Alessandro. Ci vediamo stasera come sempre alle 20:45, sempre su Terecolor per Corner. Adesso facciamo una breve sosta, subito dopo i collegamenti con Palermo, Trapani e Siracusa per parlare delle altre siciliane. Eccoci di nuovo alla seconda parte di Anteprima Corner, come detto adesso 3 collegamenti in esterna. Marco Gullà, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a tutti. Fra poco parleremo di Palermo con te, andiamo a Trapani. Franco Cammarasana, anche a te, buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Trapani. Grazie di essere con noi. Grazie per essere con noi anche Franco. Allora fra poco andremo anche a Siracusa, ma intanto cominciamo con Marco Gullà perché il Palermo finalmente, devo dire, ha ritrovato il sorriso, un po' di serenità, ha ritrovato i 3 punti che sono quelli che danno poi il sorriso a Inzaghi, alla squadra, ai tifosi, alla società. Una vittoria larga, convincente, forse un avversario un po' troppo remissivo da questo punto di vista? Dobbiamo dirla tutta, insomma, non è che il Pescara sia il Real Madrid per capire davvero se il Palermo è guarito da quella crisi, quella mini crisi che lo stava attanagliando. Serviranno altre partite, altre prove, a partire magari già dalla prossima gara che il Palermo giocherà contro la Juve Stabia. Il Palermo ha giocato molto bene, brillante, molto efficace, soprattutto perché è riuscito a capitalizzare praticamente tutte le palle gol che ha avuto. Ha ritrovato un Pierozzi in grande spolvero, inspiegabile come che Inzaghi lo abbia schierato in difesa per alcune partite. Pierozzi è sempre più un esterno da centrocampo, è uno che fa assist, uno che ha delle incursioni importanti sotto porta, quindi la sua posizione è proprio quella a centrocampo. E poi soprattutto ha ritrovato anche il suo capitano Brunori, che ha segnato il primo gol in questa stagione su grande assist di Poyampalo, che non ha segnato ma ha creato assist, uno appunto per il gol di Pierozzi e poi successivamente per Brunori ha colpito anche un palo. Un Palermo quindi molto brillante, convincente, ma come dicevo poc'anzi sicuramente serviranno altre prove per capire davvero se questa squadra ha svoltato e che quindi andrà nuovamente a rimboccare la strada che
aveva percorso per le prime 8 giornate o se questa vittoria contro il Pescara sarà pinocchiesca. A dire il vero mi sembra che comunque la squadra rosanero vista proprio in campo, soprattutto nel primo tempo, è una squadra che nel secondo tempo è una squadra che sicuramente ha incamerato in pieno i dettami tattici di Inzaghi, nuovi dettami tattici, perché il tecnico ha cambiato dal 3-4-2-1 al 3-5-2 con Palumbo che ha giocato più arretrato e con 2 punte a cercare di scardinare la retroguardia avversaria, quindi sono arrivati i gol e poi soprattutto è arrivata anche una compattezza difensiva che devo dire, al di là del modulo, è comunque merito di Bani, perché quando il Palermo ha Bani in campo è una squadra sicuramente diversa dalla cintola in giù, è una squadra che comunque subisce poco e Bani è un po' il leader che riesce anche un po' a orchestrare tutto il reparto. Quindi rose e fiori nel giorno tra l'altro del compleanno rosanero, il 125esimo, in attesa ovviamente di altre conferme. Sì, sentiamo Pierozzi, l'hai citato prima perché il tecnico Inzaghi ha ritrovato... L'uomo partita. Esattamente, l'uomo che ha fatto un po' di tutto, ha fatto gol, ha fatto assist, quindi diciamo che è il simbolo di questa vittoria. Vediamo e sentiamo le sue parole. Una risposta importante, soprattutto a noi stessi, perché venivamo da 2 prestazioni così, una grande risposta, ci dà una fiducia incredibile per affrontare queste partite del girone d'andata ancora con più fame, sapendo che noi dobbiamo star lì, quindi tanta fiducia e tante cose positive. Ho 2 gol e un assist, bello, sono belle emozioni e spero di farne il più possibile. Allora, non lo spera soltanto lui, ma immagino tutti i tifosi del Palermo, immagino che i giocatori possano segnare quanti più gol possibili. Però adesso facevi riferimento tu al prossimo impegno. Inzaghi ha dato questa svolta, diciamo, nel modulo, secondo te sarà una svolta definitiva oppure ci potrà essere un ripensamento o a secondo della partita o a secondo dell'avversario, magari possa essere schierato in un modo piuttosto che un altro il Palermo in campo? Diciamo che il 3-5-2 Angelo è anche un po' figlio del 3-4-2-1 perché giochi con un trequartista che va a centrocampo e l'altro invece che va a supportare la punta, quindi non è che ha stravolto del tutto il modulo, quindi passando una difesa a 4, un centrocampo a 3, no, ha cambiato alcuni interpreti, insomma, hanno adesso delle zone diverse di competenza, soprattutto visto anche un Ranocchia molto più attivo. Con questo modulo Ranocchia è andato al tiro magari 2 volte, anche se non è inquadrato lo specchio della porta, ma insomma pian piano magari ci arriva. È sicuramente più attivo, anche più dinamico anche nella creazione, soprattutto nel supporto del gioco. Non credo che Inzaghi cambierà nuovamente modulo, si andrà anche con il 3-5-2 nella gara contro la Juve Stabia, che è una partita molto difficile perché al di là delle statistiche, poi comunque non è che a Castellammare non abbia mai vinto, anzi ci ha vinto diverse volte anche negli ultimi anni, però l'anno scorso ad esempio contro la Juve Stabia ha perso ad esempio l'occasione di poter andare avanti nei playoff, quindi sicuramente un campo molto ma molto insidioso, una squadra alla portata di questo Palermo, ma attenzione, bisognerà poi davvero constatare se i miglioramenti visti contro il Pescara saranno confermati anche nella gara contro le Vespe. Marco, potrebbero esserci anche novità. Questo ti volevo chiedere proprio questo. Volevo chiederti proprio questo. Anche se questa settimana sarà una settimana insomma, focalizzata anche sul possibile infortunio, ormai sul probabile infortunio che ha rimediato Gomez, uscito malconcio dalla gara contro il Pescara, probabile che Gomez non sarà a disposizione del match contro appunto la Juve Stabia e tornerà dopo la sosta, perché lo ricordiamo, dopo questa partita ci sarà la sosta delle nazionali, ci sarà la sosta per le nazionali. Bene, allora grazie Marco, come hai fatto oggi ci racconterai anche nei prossimi giorni la settimana del Palermo. Per Anteprima Corner invece ci ritroviamo ovviamente lunedì prossimo, ci racconterai la settimana nel corso dei nostri telegiornali. Buon pomeriggio a te. Grazie Marco. a voi. Grazie ancora, adesso abbiamo già visto collegato con noi Franco Cammarasana, ma io vorrei andare anche da nostro Marco Petrolito, siamo a
Siracusa, perché Franco, adesso arrivo da te, però una prima osservazione subito la vorrei fare con Marco, poi torniamo a parlare di Trapani. Diciamo che il Siracusa è tornato di nuovo a cadere e questa caduta potrebbe fare più male rispetto ad altre perché arrivata contro una diretta concorrente. Partiamo da qui, poi magari andiamo a Trapani per parlare d'altro. Sì, Angelo, buon pomeriggio. Come accennavi, la luce che, diciamo così, si era appena intravista in fondo al tunnel dopo la vittoria per 4-1 col Casalano sembra essersi di nuovo affievolita per il Siracusa, che ieri Giuliano ha fatto una partita ben al di sotto delle attese, soprattutto per quanto riguarda l'approccio, il modo di stare in campo nel primo tempo. Squadra che ha dimostrato ancora una volta una certa fragilità in difesa, soffrendo non poco la velocità degli attaccanti campani, che sono andati in rete per 2 volte nel primo tempo e poi nella ripresa, senza lasciare scampo alla squadra di Marco Dorati. Il punto adesso è che il tecnico sembra tornato in discussione. A tal proposito si deciderà il futuro dell'allenatore e delle sorti del Siracusa nelle prossime ore. Si attende infatti per le giornate di oggi, al massimo domattina, un incontro con il presidente Ricci per cercare, di valutare la situazione e capire se veramente dopo 10 sconfitte su 12 partiti questa squadra saprà riuscire a svoltare già a partire dalla sfida di domenica prossima del De Simone con il Latino, oppure se l'ultimo posto dovrà in un certo qual modo diventare per i tifosi e per la piazza, che ricordiamo è già sul piede di guerra nei confronti della società, una triste e duratura abitudine. Grazie Marco, fra poco torniamo da te. Intanto vado da Franco Cammarasana invece, perché il Trapani ha vinto su un campo difficile, su un campo complicato, quello del Crotone. Sappiamo che il Crotone non sta attraversando un momento felicissimo, però il Trapani veniva anche, diciamo, da una delusione che era quella dell'eliminazione dalla Coppa Italia. Eppure, insomma, ha saputo reagire e ci ha creduto sino alla fine. Tant'è vero che il Vittorio è arrivato al 97esimo, quindi in pieno recupero. Grazie a questo Ciccio Gambosco che lo segnava da 14 settembre dalla vittoria sulla Passione per 2-0. Per lui sul piano morale un successo importante, ma così importante è stato per il Trapani che, come dicevi bene tu, veniva dalla eliminazione dalla Coppa Italia, torneo a cui la società puntava molto, contro una squadra che è vero che era reduce da 2 sconfitte consecutive, ma che ieri ha confermato di avere una grande voglia di rivalsa, di grande voglia di risalire la classifica. Ha offerto una buona prestazione contro un Trapani schierato in maniera diversa questa volta da Saronica, perché ha giocato con la difesa a 4 e poi 3 punte pure come Piscinaller, Gradolfo e Vasquez è tornato finalmente a disposizione, tant'è vero dopo il lungo infortunio, tant'è vero che è stato schierato all'inizio. Ha sofferto il Trapani, ripeto, questa intraprendenza del Crotone come era preventivabile, soprattutto sul settore sinistro dove Matteo Naggio a solito, almeno per gli addetti ai lavori, lo si conosce bene, è molto abile e che talvolta ha messo anche in crisi Ciotti nella marcatura. Però ripeto, il Trapani ha saputo reagire, è andato sotto con il gol di Gomez, 17 un minuto dopo, proprio Ceneghi non servito in aria, Fischnauer si conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, di essere un ottimo attaccante, già andato a segno 6 volte quest'anno col Trapani, 5 volte in campionato, 1 volta in Coppa Italia, è stato anche pericoloso anche dopo il gol con un bel destro però rivelato centrale che il portiere del Crotone ha parato, e poi ripeto un secondo tempo un pochino sofferto anche se con qualche buona occasione nelle ripartenze per il Trapani, che ci ha creduto, ripeto, fino all'ultimo, ha conquistato dei calci d'angolo proprio nei momenti di recupero, e in uno di questi Gandolfo ha messo a segno il gol vittoria. E rilancia anche il Trapani in classifica perché viene in campionato a 2 successi consecutivi. Come dicevate voi in studio, sarebbe al 4° posto senza gli 8 punti di penalizzazioni. Adesso affronterà sabato alle 14:30 il Picerno, che non naviga in buone acque e che il Trapani deve approfittare di battere per risalire ancora in classifica, anche perché poi alla fine la zona playoff non è proprio distantissima,
e lì una volta Vediamo la classifica, così magari ci rendiamo conto visivamente, Franco, qual è la differenza in questo momento tra il Trapani e la zona, diciamo, playoff. Vedete, il Trapani oggi è a 14 punti, il Potenza, che è l'ultimo, diciamo, in questa classifica, quelli nei primi 10 posti, è a 16, quindi diciamo è a -2, ma considerate che il Trapani, al Trapani mancano 8 punti, che sono quelli della penalizzazione. Franco, resta lì perché adesso sentiamo cosa ha detto Aronica nel finale di partita. Fra l'altro tornava su un campo dove lui ha iniziato a giocare. Sentiamo Aronica. È stata una bella partita con una squadra ambiziosa come il Crotone, una squadra competitiva, una squadra che ha grande qualità, e devo fare i complimenti ai miei che oggi hanno disputato veramente una grande gara di orgoglio, di sacrificio, di intelligenza, e siamo stati premiati alla fine con il gol che ci ha permesso di vincere. Quindi mio malgrado vincere a Crotone un po' tra virgolette mi dispiace, però oggi necessitavamo di un risultato importante, di 3 punti che ci consentissero di riprendere e di buttarci alle spalle l'eliminazione di Coppa, che mercoledì purtroppo è arrivata e ci ha lasciato grande amarezza. Le parole di Aronica. Franco, noi ci possiamo salutare per dire soltanto il prossimo avversario del Trapani. Ci ricordi con chi? Come dicevo prima, sabato alle 14:30 al Feliciale. Un'ultima cosa volevo citare, il fatto che Aronica adesso ha una rosa molto più ampia di circa 20 giorni fa. Gente come Giron, Negro, Vasquez, Carriero, Marcolini, Moto, sono adesso tutte a disposizione. Cosa che fino a qualche settimana fa, ripeto, Aronica non aveva, e che tu adesso, ripeto, può consentirgli di magari rimodulare le formazioni in base agli avversari di turno, insomma, e quindi non pesare eccessivamente sulle spalle dei soliti cosiddetti Noti. che tirano la carretta. Va bene, grazie Franco Camarasana, poi ci racconterai di Trapani Picerno. Adesso gli ultimi 3 minuti andiamo di nuovo a Siracusa per parlare del Siracusa. Dicevi prima che è sempre più in bilico, o potrebbe tornare in bilico, diciamo, la panchina e anche il futuro del tecnico degli azzurri, ma a questo punto che cosa succede? Oggi è lunedì, si ricomincerà a lavorare già domani. La decisione o le decisioni devono essere prese immediatamente. L'impressione, Angelo, è che ancora una volta possa essere data un'altra chance a Turati. Le alternative, ecco, non sono così convincenti per la società. Si era parlato nelle settimane scorse del tecnico della Primavera Anastasi, si era parlato del secondo Spinelli. Situazioni che comunque sono state valutate già nel momento in cui Siracusa era reduce da 3 sconfitte consecutive e poi ha reagito battendo il Casarano. Adesso bisognerà capire se il presidente crede ancora, ecco, nel tecnico, se i chiarimenti che c'erano stati inizio stagione dopo le prime partite, ecco, non certo brillanti, possono trovare conferma. Certo, per quanto riguarda le impressioni che si respirano attorno alla squadra, al di là dei ritardi iniziali per quel che riguarda la costruzione della rosa, 6 punti su 36 a disposizione rappresentano un bottino troppo magro e troppo al di sotto delle attese per una squadra che, lo ricordiamo, è neopromossa, ma che nei proclami di inizio stagione che aveva fatto lo stesso presidente Ricci avrebbe dovuto e probabilmente anche potuto puntare ad una salvezza molto più tranquilla. Invece, ecco, il distacco della rivali adesso è tornato ad aumentare. Il Siracusa in classifica, lo ricordiamo, abbiamo visto poco fa, si trova sempre a quota 6 punti, ma a 4 lunghezze di ritardo dalle penultime, che sono Foggia, Picerno e Cerignola, anche se il calendario riserva ancora numerose gare che rappresentano dei veri e propri scontri diretti e che potrebbero permettere alla squadra di rientrare in corsa. La situazione al momento, ecco, non appare così rosea per una piazza che, lo ripetiamo, pretende molto, ma molto di più rispetto a quanto è stato prodotto finora, sia in termini di gioco e soprattutto in termini di risultati. Una semplice osservazione in vista della prossima partita del Siracusa. Sì, domenica arriva il Latina, un'altra squadra che comunque non è da sottovalutare, anzi avversaria temibile di categoria, che abbiamo visto anche nelle passate stagioni quello che è riuscita a fare, a compiere anche delle imprese con squadre di categoria superiore. Una formazione latina che è molto quadrata, abbiamo messo in campo, che, lo ricordiamo, ha fermato la Salernitana sul 0-0 nella giornata di ieri. Dunque, ecco, un'altra partita da prendere con le pinze, un'altra partita da preparare bene per la squadra di Turati, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento, che è quello che è mancato ieri, soprattutto nel primo tempo, quando la squadra
non è scesa in campo, ecco, con la determinazione, con la cattiveria. Preoccupano, ecco, la reattività in difesa con Bonacchi e Pacciardi, che sono apparsi in evidente difficoltà al cospetto di giocatori veloci, e gli attaccanti che non trovano facilmente la porta. Tra le poche note positive possiamo dire Guido Levicius e gli esterni Zanini e Cancellieri, che hanno provato a fare qualcosa, ma in generale troppo poco rispetto a quanto ci si attendeva per uno scontro diretto di tale importanza come era quello col Giuliano. Dunque testa a latina, ci sarà da lavorare e soprattutto da vedere quelle che saranno le decisioni nelle prossime ore della società. Grazie a Marco Petrolito, ci racconterai se ci dovessero essere delle novità nel corso dei nostri telegiornali. Ci fermiamo qui per Anteprima Corner, ci ritroviamo lunedì prossimo anche con Siracusa. Intanto vi auguro buon pomeriggio e ci ritroviamo alle 20:45 su Telecolor per Corner.